giorno importante. Ringrazio i facilitatori della Regione Veneto, Antonio Godemo, Cristina Manes, ringrazio la senatrice Valin, la mia amica Laura Bottici, questore del Senato, ringrazio i consiglieri uscenti Erika Baldin e tutti i consiglieri che si presentano oggi, e poi chiaramente ringrazio Enrico Cappelletti, l'amico Enrico, che si presenta come Presidente per la Regione Veneto, il nostro candidato. Noi siamo per la terza volta che ci presentiamo in Regione Veneto, un momento per noi importante, ormai siamo una realtà consolidata in Veneto, presente i comuni, presenti all'interno dei consigli comunali i più comuni. Noi stiamo cercando di lavorare per costruire un Veneto diverso, un Veneto in cui vi sia un cambiamento, in cui possa esservi sempre di più anche una continuità a livello del nostro lavoro come Movimento 5 Stelle a Roma rispetto a quello della Regione Veneto. Come sapete, in Regione Veneto per noi vi è stato un fortissimo legame con tutta la parte ambientale, con la vicinanza delle persone che hanno sofferto per tante realtà, dai FAS o per l'incuria del territorio, per la sua cementificazione. Io credo che come Movimento 5 Stelle al governo siamo stati sempre vicini al Veneto, lo siamo ancora di più oggi, quando ad oggi vi dico un dato, stiamo dando come soldi a fondo perduto per le nostre imprese in questo momento 430 milioni di euro, soldi che arrivano direttamente attraverso l'Agenzia delle Entrate, che non prende ma dà invece attraverso il MISE, attraverso Stefano Patonelli, dà risorse importanti per superare un momento di difficoltà, ma chiaramente non è l'unico ministero che guarda il Veneto con grande forza. C'è anche tutta la parte del Ministero per il Lavoro con l'Annunzia Catalfo. Lì abbiamo aiutato 335.000 imprenditori veneti con i famosi 600 euro che sono già arrivati per il mese di marzo, quello di aprile, e per maggio, per chi ha sofferto ancora di più questo pesantissimo lockdown, arriveranno 1.000 euro. Questi sono alcuni passaggi importanti, e poi stiamo rivoluzionando la pubblica amministrazione e anche tutta la parte degli appalti pubblici per renderli veloci, per far sì che quelle opere giuste, quelle corrette, quelle che ci vogliono realmente, non strutture che sono cattedrali nel deserto, possano finalmente venire avanti. Noi abbiamo con grandissima forza, e lì con la ministra Dadone, portato avanti il decreto sulla semplificazione, una semplificazione che passa dalla tecnologia, dall'innovazione tecnologica, un grande sforzo che ci permette di poter guardare al futuro in una maniera diversa, in una maniera in cui la burocrazia è amica del cittadino. Questo noi vogliamo come Movimento 5 Stelle, vogliamo che il cittadino veneto, l'impresa veneta guardi al rapporto con la pubblica amministrazione in un modo diverso, sia facile, sia collegata a delle app che trovate sul cellulare, che sia veramente la possibilità di avere certificati, di avere tutta una parte che oggi ci fa perdere tempo in qualcosa di facile. Noi vogliamo che la pubblica amministrazione come Movimento 5 Stelle sia facile, ecco perché abbiamo puntato moltissimo sul decreto semplificazione. Sono alcuni punti che vogliamo portare avanti in fortissimo collegamento con il Veneto, un Veneto che merita a questo punto, dopo 1000 giorni, di avere quella famosa autonomia di cui per tanto tempo abbiamo parlato e come tutto il Movimento 5 Stelle si è espresso a favore durante il referendum di 1000 giorni fa. Siamo stati bloccati dal coronavirus, un coronavirus che ha bloccato tutto, ha sospeso la nostra vita e anche quella parlamentare, facendoci concentrare, come abbiamo fatto con tutte le nostre energie, sul combattere il coronavirus. A quel punto adesso finalmente possiamo riprendere in mano un po' di normalità anche a livello parlamentare e ritornare alla legge quadro che già avevamo presentato in Consiglio dei Ministri nel mese di febbraio, e quindi continuare a poter procedere con la legge quadro e poi con le materie che arriveranno a Veneto, visto che parliamo dei 1000 giorni. Sono alcuni temi che abbiamo portato avanti. Io sento di ringraziare veramente tutto il lavoro svolto a livello comunale, a livello regionale, a livello parlamentare, tutte le persone presenti, ringrazio i candidati e sono convinto che grazie a Enrico, che ha svolto, guardate, un lavoro enorme in questi anni. Quando era senatore era sempre in prima fila ad ogni battaglia sul territorio, su Veneto Banca Popolare di Vicenza, sulla Pedemontana Veneto, sull'inquinamento dei FAS. Ovunque c'era un problema, ovunque c'era un comitato, ovunque c'era un debole contro un forte, contro uno che si cercava di prendere risorse dalla collettività, Enrico c'era, è la persona che ha svolto sempre e senza guardare mai in faccia nulla e nessuno, sempre la massima vicinanza con i cittadini. A te Enrico veramente va il nostro ringraziamento, e so che sarai farti valere le prossime settimane, è la persona giusta per il Veneto. Grazie.